Amici del Keep Moving, ben ritrovati. Siamo qui stasera nuovamente nella nostra sede sociale perché stiamo festeggiando un compleanno importante. Oggi ricorrono i 5 anni dalla fondazione della nostra società. Quindi ripercorreremo con due nostre amiche, nonché socie, fin dalla prima guardia, un pochettino facciamo un breve riassunto della storia di questa società, una società giovane ma che però è cresciuta, è proprio il caso di dirlo, sta andando a ritmo di corsa, possiamo veramente dirlo. Dunque, Paola e Giulia, iniziamo dalla nostra Paola, una delle socie e atlete più, come possiamo dire, più brillanti, più allegre, più che la società ha, nonché insomma dobbiamo dire che è veramente anche uno stimolo per tutti noi che la conosciamo oramai. Allora Paola, questa, come abbiamo detto, questa società 5 anni non sono tanti, però ne ha fatta di strada, cosa dici? Ah, sicuramente, sono arrivata qui 3 anni fa, eravamo qualche amico, invece adesso siamo tanti ragazzi, signore e signori che corrono con la passione e tutti uniti dalla passione della corsa, veramente gente molto simpatica. Ecco, diciamo che ciò che contraddistingue, possiamo dirlo, penso, la nostra società è, ecco, vedete, siamo molto così, ci piace stare insieme in allegria e festeggiare in maniera, diciamo, non formale questo importantissimo compleanno. Giulia, anche tu puoi dirci qualcosa un attimino sull'attività, dicevamo 5 anni, iniziata dall'idea, diciamo, dalla passione che univa un gruppo di donne, possiamo dirlo, diciamo, è nata in rosa la società, però nel corso del tempo si è allargata ovviamente anche ai maschietti, adesso i soci sono cresciuti, quindi il gradimento c'è stato nel corso degli anni. Assolutamente sì, io ho avuto la fortuna veramente per caso di incontrare questo gruppo, perché volevo iniziare un banale corso di corsa, niente di più, perché pensavo fosse veramente, ho detto faccio il mio corso, finirà lì, poi chissà, perché avevo già provato, incontrato altre associazioni, ma erano veramente tutti esaltati, con grandi atleti che non ti davano la possibilità di avvicinarti, neanche se proprio dovevi essere il top runner di turno, e invece dal mio corso di corsa di tanti anni fa ho veramente trovato il gruppo, l'amicizia, il sostegno, e veramente ho fatto un percorso che non avrei mai detto, veramente partendo da zero e alla mia età anche, che purtroppo insomma c'è anche quella. Ecco, e quindi veramente avvicina la corsa a tutti quelli che si vogliono avvicinare in qualsiasi modo, da voler fare una corsetta anche per star bene, per dimagrire, a quello che veramente vuole fare una corsa, anche la maratona, e ti prepara. Ecco, sì, diciamo che appunto la società intende l'attività sportiva sia come benessere, fondamentalmente benessere psicofisico, che anche comunque l'attività agonistica. Abbiamo potuto vedere nel corso degli anni, anche grazie alla passione che la nostra Laura, la nostra coach, ci mette, di poter anche ottenere dei buoni risultati, quindi penso che tutti quanti possano trovare la loro interpretazione, no, della corsa. Per concludere, dunque, un compleanno, si fanno gli auguri. Che auguri fate alla Keep? Dai Paola. Di continuare così. Non cambiare, non competizione, ma il piacere di stare insieme, il piacere di fare sport, ma non esagerato, non quello sport competitivo, devi fare i 2 minuti e 1 minuto in meno. Ecco, continuare così, e gli auguro tantissimi altri anni e altri soci naturalmente. Ovviamente. Tu Giulia, cosa aggiungi? Ovviamente mi ripeto, confermo, sono d'accordo con la Paola, e ovviamente
tanti soci, soprattutto perché chi si avvicina a questa associazione veramente si avvicina a come deve essere la corsa, secondo me, e quindi anche quando noi ci ritroviamo non siamo mai patiti che parliamo del minuto, della corsa, tu cosa hai fatto, cosa farai, ma veramente quando ci troviamo è per far festa, e dopo anche le corse sono occasione per ritrovarsi in ogni senso, sia nell'ambito sportivo che poi di amicizia. Bene, dunque hanno già detto delle belle parole, mi sembra che insomma lo spirito, hanno riassunto bene lo spirito che fa muovere questa società. Quindi niente, concludiamo questa nostra chiacchierata augurando proprio ancora di proseguire questo percorso con tante altre tappe, sempre diciamo nel nome del Keep Moving, che appunto già il nome dice tutto, sempre con lo stesso spirito di condivisione dell'attività sportiva e anche del dopo corsa, perché bisogna dirlo che noi curiamo non solo la parte agonistica ma anche la parte poi che viene ludica del dopo corsa. Quindi vi aspettiamo, chi volesse venire a conoscerci nella nostra sede o nei nostri ritrovi per gli allenamenti sul nostro sito sulla nostra pagina Facebook, e quindi buone corse a tutti. Go, go, go.